Di nuovo in diretta per un'allerta meteo con Regione Arpav che segnalano come tra la serata di oggi e il primo mattino di martedì 8 febbraio si registrerà un marcato rinforzo dei venti a partire dalle zone occidentali. Tra il mattino e la sera di domani si registrerà la fase più intensa. I venti saranno forti e molto forti sui rilievi anche nelle valli, soprattutto nelle zone pedemontane. Presentato in provincia a Treviso il premio Donna, l'ennesimo tassello a conferma dell'impegno per le pari opportunità nel territorio della Marca. Storie di donne da portare alla ribalta. La presentazione del Premio Donna 2021, che vedrà la sua conclusione il 12 febbraio con la premiazione delle più votate, è stata l'occasione per ribadire come nella provincia di Treviso sia un lavoro costante, quello mirato alla qualità della vita, anche lavorativa, proprio delle donne. A Sant'Artemio il presidente Stefano Marcon non ha mancato di ricordare che segretario generale dell'ente e vicepresidente sono ruoli oggi ricoperti proprio da figure in rosa. Ho precisato però che non ho tenuto in considerazione il fatto che fossero donne nel momento in cui le ho nominate. Ho cercato di analizzare le loro capacità, il loro curriculum, la loro esperienza, la loro voglia di mettersi al lavoro con passione in questo che è un percorso impegnativo. La provincia di Treviso si sta distinguendo, l'abbiamo letto anche su Sole 24 Ore, grazie al lavoro di tutte noi, di tutti noi anzi, delle istituzioni, delle reti femminili, di tutto il territorio. Noi crediamo molto alla parità di genere e credo che si stiano iniziando a raccogliere i risultati. Il premio Donna sarà assegnato a figure il più delle volte sconosciute che si sono contraddistinte per forza, tenacia, per il contributo che l'essere donne dà alla soluzione di situazioni complesse nei vari contesti di vita. La rosa delle 15 finaliste uscirà dal voto via web. Penso che i fatti abbiano dimostrato che da quando le donne hanno potuto esprimersi nella società, nei vari ambiti che possono essere dell'imprenditoria piuttosto che a livelli più alti organizzativi, hanno sempre saputo distinguersi e fare la differenza. Adesso vi raccontiamo la storia davvero intensa di una donna mancata improvvisamente qualche settimana fa, una donna che amava gli animali. La storia di questa figura molto nota a Treviso e del suo gufo. Questo lo ha seguito la Michela e non vedeva l'ora che venisse liberato. Vola nella luce il gufo di Michela, quasi a compensare il buio di una morte improvvisa che ha lasciato nello sconforto tutti gli amanti degli animali, oltre ai volontari del CRAS di Treviso. La liberazione di questo gufo è stata decisa oggi proprio perché era un animale che Michela lo stava seguendo e rimaneva veramente perplessa tutti i giorni nel miglioramento. Quindi lo dedichiamo a lei. Lei avrebbe voluto esserci e non vedeva l'ora che questo animale fosse liberato. Un volo lungo, ma non lontano dal luogo dove Michela l'ha curato nei suoi ultimi giorni, prima che un malore improvviso la portasse via dalla vita. Michela Zero, 56 anni vissuti per la cura e la difesa degli animali. Volto indimenticabile della città, anche per la sua attività che incrociava chi cercava con chi cedeva quello che per tutti è un bene speciale, che è la casa. Vita per gli altri dunque, esseri umani o animali che fossero, in un volo libero che oggi è nelle ali di questo gufetto. È un volo di libertà a cui Michela era particolarmente affezionata. Il lavoro con gli animali selvatici era la sua più grande passione e tutti i giorni metteva un pezzetto di questa passione al servizio degli animali. Un centro che aveva voluto fortemente con Michela Dugar e Iris Moneta, che ora stanno pensando di dedicarglielo per continuare anche in sua memoria l'impegno per gli animali. Una testimonianza di come possiamo cambiare la vita che oggi facciamo e affrontare i problemi che derivano dal comportamento umano. Sono delle testimonianze di vita fondamentali a cui dovremmo dare grande ascolto. E se in questa storia c'è la tristezza di una vita che si è spenta, c'è anche la speranza di un'altra che è tornata a spiccare il volo. Quando c'è la possibilità di vederne uno che torna in natura, arrivato, messo malissimo, e torna in natura in questo stato, è una gioia ed è quello che ci serve per ricordare Michela, che non vedeva l'ora appunto che questo esemplare venisse liberato.
Poco più di una settimana fa la rielezione non senza difficoltà del Presidente della Repubblica Mattarella, uno spunto per ricordarsi come fosse difficile anche eleggere il Doge ai tempi della Serenissima e perché il termine brogli o imbroglio è nato proprio a Venezia, come ci racconta Lucio Zanato. Ieri come oggi sono i grandi elettori che eleggono il capo dello Stato e se per la 16ª volta Roma ha designato il Presidente della Repubblica Italiana, nel 1500 era il Maggior Consiglio a scegliere il Doge della Repubblica di Venezia. E se a Montecitorio erano 1.900 appunto i grandi elettori, a Palazzo Ducale si è arrivati anche 2.500 patrizi veneti pronti ad esprimere la propria preferenza. Solo che la procedura per la designazione era davvero complicata per evitare che ci potessero essere condizionamenti, come ci racconta Valeria Favretto, studiosa di storia veneta e medievale. Il sistema di elezione del Doge si chiamava andare a balotta. Il Maggior Consiglio si riuniva in seduta plenaria, i patrizi a turno pescavano da 3 cappelli chiusi delle palline. La maggior parte delle palline era di argento, alcune erano d'oro. Chi pescava la palla d'oro proseguiva con il sistema in cui venivano eletti degli elettori. Razionalità e sorte, dove i primi 9 scelti ne sceglievano altri 40, che poi ne risceglievano altri 12 e così via, fino ad arrivare a 41, che poi invece sceglievano proprio il Doge. Una carica importante per la quale molti patrizi ricchi erano disposti a spendere molto pur di catturare voti, e invece per molti patrizi poveri, in disgrazia economica, era un momento per raddrizzare cassa e debiti. Solo che durante le votazioni nessuno poteva parlare o fare cenni o ammiccamenti, con il risultato che gli accordi si facevano fuori. Però poco lontano dal Palazzo Ducale c'era un cortiletto, un orticello chiamato Brollo, in cui i patrizi avevano preso l'abitudine di fingere di incontrarsi e di fingere di parlare del più e del meno. Oggi potrebbe essere il transatlantico di Montecitorio, ma sarebbe meglio di no, considerando ciò che ne è derivato. Era in questa occasione che riuscivano a sviluppare strategie di accordo, definizione dei candidati e compravendita dei voti. È proprio da questi accordi fatti in broio che deriva la nostra parola imbroglio, che ha origine veneziana. Insomma, mistero svelato. Serenissima, che accanto alle Dolomiti rivivrà anche nei cartoni animati made in Treviso, che stanno facendo letteralmente il giro del mondo, e targati alcuni. Vladimiro è ambientato completamente nelle Dolomiti del Veneto, in questo straordinario posto patrimonio dell'umanità. Un orso e un procione che vivono nelle Dolomiti sono loro i protagonisti a chilometro zero del nuovo cartone degli Alcuni, reso possibile anche grazie al contributo della Regione Veneto. La società è attualmente una delle più importanti aziende europee specializzate in contenuti per bambini e ragazzi, 100 dipendenti in tutta Italia, gestiti dalla sede centrale di Treviso. In molti paesi siamo fra i cartoni animati più visti e più amati dai bambini. Insomma, Leo da Vinci, che è una storia italiana, assolutamente italiana, questo grande genio che tutto il mondo ci invidia, sta avendo un successo veramente planetario. I dati che so della Germania, un paese qua vicino a noi, ci danno come Leo da Vinci il cartone più amato dai bambini tedeschi dagli 8 ai 12 anni. E proprio nella seconda stagione Leo da Vinci da Firenze si trasferirà in Veneto per una missione speciale. È un viaggio che lo condurrà a Venezia a vivere un'avventura, tra l'altro collegata al milione di Marco Polo, perché Lorenzo il Magnifico trova un manoscritto scritto da Marco Polo assieme a Rustichello da Pisa, in cui si parla di un diamante, anzi di un rubino enorme. Resta la storia di un successo esploso con i mini cuccioli e che continua con numeri da record. Abbiamo raggiunto qualche giorno fa i 135 paesi nel mondo in cui i nostri cartoni animati, Vladimiro, i mini cuccioli, Leonardo anche e soprattutto, stanno piacendo tantissimo ai bambini.
In ultimissima battuta vi ricordo il sondaggio: eliminare il Green Pass, domanda diretta secca come è da nostra abitudine, sì 0422 1626 691, no il numero in rosso 0422 1626 690. È uno dei temi politici non solo del momento. Domani sera l'esito del sondaggio a Ring, in studio con Ferdinando Avarino. Non ci sono particolari aggiornamenti dell'ultima ora, vi lascio, grazie per l'attenzione, buona domenica sera. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. La tendenza per l'inizio della settimana sarà né più né meno identica alla situazione che viviamo ormai da settimane. Tempo stabile, dunque, grazie all'alta pressione e grave siccità sul nostro territorio. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto lunedì 7 febbraio condizioni buone, sarà in prevalenza sereno o al massimo poco nuvoloso. Sui settori dolomitici, in particolare su quelli più settentrionali, annuvolamenti irregolari con neve anche abbondante in quota sulle creste di confine. Ventoso con forti raffiche da nord in montagna, nelle valli e sulla pedemontana, a tratti anche in pianura. Vediamo le temperature che saranno in aumento, minime comprese tra 1 e 5 gradi, massime invece tra 9 e 13 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso avremo locali addensamenti in mattinata, a seguire tanto sole con cielo un po' più limpido. Temperature minime tra lo 0 e i 4 gradi, massime sugli 11-12 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove non cambia la situazione, ampio soleggiamento anche in questo caso su tutti i settori, nevicate copiose sui confini alpini. Temperature minime intorno ai 2 gradi, massime sui 12-13 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento su Antenna 3. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.